Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nuovo passo verso la realizzazione del commissariato di Polizia di Stato a Chioggia. Oggi il Comune ha infatti firmato il rogito per il trasferimento al demanio dello Stato dell'ex cittadella della Giustizia. Il passo successivo sarà la consegna per uso governativo dell'immobile al Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di realizzare il nuovo commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia. Il complesso immobiliare è stato ceduto a titolo gratuito per 99 anni allo Stato. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Il Veneto, parliamo di sanità, può contare su 165 nuovi medici di medicina generale che oggi hanno concluso brillantemente il loro percorso formativo. Gli allievi ammessi al colloquio finale sono stati il 63,5% in più rispetto al 2022, con il 15° corso di formazione specifica in medicina generale che ha registrato un vero e proprio boom di iscritti. Qualche dato? Il 54% degli allievi sono donne, il 38% di età tra i 31 e i 40 anni, il 26% di età inferiore ai 30 anni e il 21,3% nella fascia tra i 40 e i 50 anni. 23 corsisti superano i 50 anni. Parliamo ancora di sanità. I servizi delle cure palliative possono affiancare i familiari delle persone malate e aiutarli ad assistere il proprio caro senza rincorrere per forza all'ospedalizzazione. Lustre Serenissima organizza a riguardo un incontro informativo rivolto alla cittadinanza che si terrà sabato 2 dicembre dalle ore 9:30 nella sede dell'ex Giustinian. L'incontro, che si protrarrà per tutta la mattinata, ha per titolo Le cure palliative incontrano il centro storico di Venezia. L'evento, in cui si affronterà lo stato attuale e prospettive della rete di cure palliative nel veneziano, parlerà anche di Avapo Venezia e del tema hospice in città, il ruolo del Fatte Bene Fratelli. Cambiamo argomento. Domenica 3 dicembre si svolgerà una nuova immersione dei gondolieri sub per recuperare rifiuti sommersi nei canali di Venezia. I volontari dell'Associazione Gondolieri Sommozzatori si immergeranno dalle ore 8 alle ore 14 nei seguenti rii: Rio di San Zan de Golà, intera lunghezza da Canal Grande all'uscita del Rio di San Giacomo dell'Orio, Rio di Sant'Agostin fino all'incrocio con il Rio di San Stin, lo stesso Rio di San Stin, Rio dei Frari e Rio di San Tomà fino all'uscita in Canal Grande. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.